Laureato, pieno di speranze e senza un futuro, identichetti di un giovane italiano che diventa ancora più calzante per il giovane veneziano. I numeri nero su bianco sono quelli che emergono da una ricerca della Camera di Commercio di Venezia. Le previsioni occupazionali e i fabbisogni professionali in provincia, insomma, i titoli di studio che valgono un lavoro. E allora, se c'è un dato positivo, e cioè che si registra una prima ripresa dell'occupazione dopo anni da incubo, il rovescio della medaglia è da capogiro. Le assunzioni non stagionali previste per il 2014 vedono al primo posto chi possiede soltanto un semplice diploma superiore, 43%. Al secondo addirittura chi non ha nessun titolo di studio, 35%. I laureati soltanto al terzo posto, 11,9%. Ancora più basso il diploma o la qualifica professionale, 9,7%. Categoria regina degli ultimi anni. È un quadro di profondo cambiamento che ha spiazzato gli stessi osservatori. Sembra esserci in questo periodo di crisi o una ricerca di una specializzazione elevatissima, quasi di nicchia, oppure la richiesta di una despecializzazione perché poi le imprese possano formarsi loro, le persone nel luogo di lavoro. Tra i titoli di studio superiore emerge soprattutto la richiesta di indirizzi amministrativo-commerciale, tra le lauree quelle in economia. Conoscenze economiche dunque approfondite e al passo con i tempi. Con le imprese che si aprono verso nuovi mercati, internazionalizzazione e quant'altro, è chiaro che si cercano professionalità specializzate sulla conoscenza di questi mondi che sono correlati spesso anche a conoscenze linguistiche e quant'altro. E la categoria principe di questi anni, i titoli professionali, crollano per un motivo che nasconde un paradosso. La produzione si evolve sempre di più e quindi richiede manodopera paradossalmente meno specializzata rispetto a prima, ma più, diciamo così, aperta a nuovi confini, a nuovi orizzonti di attività. Dobbiamo stare attenti però a non arrivare ad un altro paradosso, che è quello di formare leve talmente tanto specializzate che poi nel nostro paese non possano essere correttamente allocate e quindi di favorire la fuga di cervelli. Insomma, un vero e proprio rompicapo, bisogna specializzarsi ma non troppo. La causa spesso è la grave lacuna tra scuola e mondo del lavoro. Io credo che uno dei temi principali sia anche quello che in alcune scuole secondarie gli imprenditori non ritengano che vengano completamente formati rispetto alle esigenze che loro hanno. Intanto, per uscire dal tunnel, emerge solo una grande verità che diventa anche un consiglio appassionato: agguantare un lavoro dove c'è. La necessità di cogliere qualsiasi tipo di opportunità ci sia.